una scuola blu, un tema che ruota intorno a Dante e al mondo che è interiorizzato anche nella visione di Dante e nel suo mondo. Voi, attraverso un principio artistico, attraverso questo murales, avete deciso di fare un omaggio. Quale? Vado io? Sì, è un omaggio principalmente a Beatrice e comunque al personaggio che Dante ha creato dentro di sé, quindi, perché comunque avendola conosciuta da piccolino ed essendosi innamorato di lei, poi ha idealizzato questa figura, se l'è un po' creata dentro di sé e quindi era un po' una dedica all'universo interiore di ognuno di noi, un po', no? Qual è il filo conduttore per la scuola, Dante e anche il blu? Beh, il quartiere partecipa molto bene in maniera attiva e ringrazia Mauro Patta per questo tipo di murale che ha avuto modo in soli 3 giorni di portare a termine. La tematica nasce semplicemente dalla scala cromatica del blu, un'esigenza a livello fantastico, di fantasia, che è partita dai più piccoli, dai doposcuola realizzati all'Exme negli ultimi anni, e che è un colore che a macchia d'olio si è esteso partendo proprio dall'Exme, l'ex mercato di Santa Teresa Pirri, fino ad approdare poi con tematica legata a Dante Alighieri proprio all'omonima scuola media in cui siamo, ecco. Quindi la tematica nasce dal quartiere e dall'esigenza dei più piccoli. C'è molto di tuo in questo luogo. Qual è il collegamento con questa scuola e con questo quartiere? È nato tutto nel 2011-2012 in cui l'Exme è risorto, diciamo, da quello che era un luogo buio è diventato un luogo di luce. Abbiamo iniziato nel cortile esterno, poi il colore ha raggiunto qualsiasi angolo di quel luogo, compreso il tetto. Io mi porto dentro bellissime esperienze, anche rapporti concreti cuciti negli anni con le persone del luogo. Ho diversi amici che lavorano e che vivono in questo quartiere con cui scambio 2 chiacchiere spessissimo tra un lavoro e l'altro. Sì, è vero, ho intervenuto in diversi murales, nonostante tutto ho cercato sempre di donare un po' di ospitalità anche ad artisti internazionali. Dove sta il valore dell'arte in questi quartieri? C'è un valore concreto? È solo figurativo? No, assolutamente, è un valore concreto. Anche solamente stamattina aver fatto una chiacchierata con i bambini, no? E trasmettergli un po' quanto è importante anche la bellezza. Trasmettere la bellezza, educare la gente al bello, soprattutto in queste zone. Ed educare anche le persone, e soprattutto i bambini, all'arte anche, no? All'importanza dell'arte. Anche solo quello, è già anche dal punto di vista proprio educativo, è una cosa importantissima. Poi certo, naturalmente c'è anche l'aspetto estetico, perché comunque stai migliorando un posto anche dal punto di vista estetico. Sì, condivido pienamente, è principalmente basata come intervento sul valore umano, quindi come tutta l'arte relazionale, l'arte pubblica si basa su una grossa percentuale legata al territorio e al rapporto con esso. Poi è vero anche che è notevole anche lo sforzo estetico, anche di riqualifica architettonica di cui questo quartiere aveva preziosamente bisogno. La giornata di oggi com'è andata? Qual è stato il programma e come sta proseguendo? A me sembra molto bene, no? Che dici? Sì, direi ci siamo divertiti. Un ottimo risultato. I ragazzi hanno risposto molto bene allo sviluppo e al ritmo della rantantina, che è un ritmo proprio della nostra zona di Cagliari, della nostra terra, quindi giusto anche difendere insomma questi elementi, chiamiamoli folclorici, e non permettere che si perdano. Magari innovando, come fa Daniele, che in mezzo ci mette ogni tanto qualche richiamo, no? Sì, di altri ritmi. Ho avuto un percorso particolare, ho vissuto tanti anni in Brasile, quindi inevitabilmente sento... Qualche rullata brasiliana c'è ogni Esatto, qualche stacco diverso, non convenzionale, però penso che proprio quella è la cosa interessante, partire dalla tradizione, esatto, certo, per riuscire a creare nuovi percorsi. E all'insegna della contaminazione anche insomma questi giorni, da venerdì fino a domenica, tra arte, murales, musica e attività all'aperto e sport. Mauro Patta, che è un artista eccezionale con Mano Invisible,
a dipingere questo muro bellissimo, ma ci sono scuole che vengono un po' dappertutto. I tamburi non per niente erano i ragazzi della scuola di Quartuccio che sono venuti qua a Pirri a festeggiare insieme ai ragazzi di Pirri. Insomma, ci sono un po' tutte le scuole senza zaino, c'è un raduno di tutte le persone che si uniscono intorno a questo principio, a questa filosofia, e noi cerchiamo di fare la nostra parte. Per i ragazzi felici che suonano all'aperto in una giornata come questa, che si godono l'arte, la bellezza e che poi magari fanno un po' di sport, pure la merenda fa la sua parte, ci scappa anche la merenda, un bel break, insomma diciamo che sicuramente è un metodo domus.